Lo stop a piste e impianti sciistici a 12 ore dalla riapertura ha costituito un colpo durissimo per il settore e il suo indotto, a margine della presentazione del bilancio 2020 di Fondazione Marca Treviso in Camera di Commercio. L'assessore regionale al turismo Caner lo dice chiaramente. È stata una mazzata non soltanto per il comparto invernale, quindi per gli impianti a fune, ma per tutto l'indotto che c'è, quindi sicuramente è una battuta d'arresto che non ci voleva. Io quello che contesto è il metodo, cioè il fatto che comunque sarebbe stato necessario dirci questa cosa con un po' di margine di tempo, perché la gente si stava attrezzando a ripartire. Io ho incontrato degli albergatori pochi giorni fa ed erano tutti contenti di riaprire, ordinato i materiali, il personale e adesso si ritrovano come. Un brutto passo di partenza, però può capitare. L'importante è che adesso si pensi a dei ristori. L'ex consorzio di promozione turistica, ora fondazione, ha comunque lavorato in quest'anno portando avanti progetti e percorsi già avviati, ma i numeri sono drammatici. Se a livello regionale il comparto ha perso il 63% delle presenze, per le città d'arte come Treviso la percentuale sale all'85%. Perdendo l'85% di presenze, basta fare il calcolo pro capite, la spesa era di 135 euro, per cui su 2 milioni circa di presenze, il calcolo è facile. Con l'aeroporto condividiamo la non presenza di persone. Appena riapriranno i ristoranti, apriranno gli aeroporti, perché se manca gente evidentemente è assurdo tenerlo aperto. In termini di rilancio, la Regione chiederà che venga data priorità nelle vaccinazioni agli operatori del settore, dall'alberghiero alla ristorazione. Per dare un'idea importante all'estero di sicurezza e quindi permetterci anche a me e a tutta l'Italia, anche ai miei colleghi delle altre regioni, di fare una promozione internazionale dicendo venite in Veneto che potete fare una vacanza sicura.